Appassionati di futsal, ben ritrovati dal centro sportivo Cercola. Buona festa dell'Epifania. Siamo con Carmine Esposito, Augusto Di Orio, buonasera a tutti. Il Real San Giuseppe torna a giocare in casa contro il Color Max Pescara per la 14ª giornata, la prima giornata di ritorno. Due squadre abbastanza rimaneggiate. Sì, Carmine, due squadre che si presentano con pochi giocatori di movimento a disposizione. Sarà una partita, ho visto la tua intervista fatta in Parato, lui si è soffermato più volte sulla parola dettagli. Sarà una partita veramente dove i dettagli potranno fare la differenza maggiormente e sicuramente entrambe le squadre proveranno a giocare anche col quinto di movimento, quindi sarà una partita molto tattica, una partita di scacchi presumo. Andiamo alla lettura delle formazioni con il Real San Giuseppe che va con il numero 1 Montefalcone, il 5 Follo, il 7 Max De Luca che è il capitano di giornata perché Duarte va solo in panchina ma non prenderà parte alla gara insieme a Follador che è al numero 20, 14 Napolitano, 22 Molitierno, 30 Pedrigno, 49 Imparato, 89 Portuga, 91 Lepre, 99 Elisandro. Risponde il Pescara con Mazzocchetti col numero 1, 6 Paulinho, 7 André Ferreira, 8 Robert, 13 Leandro, 14 Santa Croce, 16 Agostinelli, 17 Belloni, 18 Coco Smith, 20 Coco Smith è il capitano, 20 De Luca, 21 Ferraioli, 22 Scarpetta, 23 Scarinci il tecnico, il signor Saverio Palucci il tecnico ovviamente del San Giuseppe, Andrea Centonze. Gli arbitri del match: Sgueglia della sezione di Civitavecchia il primo, Elena Lunardi della sezione di Padova il secondo. Il crono sarà diretto da Salvatore Minichini della sezione di Ercolano. Tutto pronto per lo start della 14ª giornata del massimo campionato nazionale e si parte quindi con il passaggio di Ferraiola. Abbiamo anche i quintetti con il San Giuseppe che schiera Molitierno, Pedrigno, Mario Imparato, Elisandro, De Luca, risponde il Pescara con Mazzocchetti, Leandro, Coco Smith, André Ferreira e Ferraioli. Ferraioli ha realizzato una rete in questo campionato e l'ha assegnato proprio al Real San Giuseppe nella gara di andata che però si è giocata il 16 dicembre. La partita che era in programma a Salso Maggiore Terme non fu disputata per i casi di Covid al Real San Giuseppe. Intanto il passaggio di De Luca all'indietro per Molitierno. Diciamo che questa, intanto attenzione all'errore con la grande occasione per André Ferreira. Il Color Max va ad un passo dal vantaggio. Sì, un passaggio un poco pigro di Elisandro, è stato prontissimo André Ferreira, meno preciso però nella conclusione. Stavo dicendo che questa è la prima partita post Cimanghigno. Ieri la società l'ha salutato attraverso un post sui social. Intanto scusami, Elisandro se la porta sul sinistro, riesce a calciare ma arriva l'interdizione da parte di Leandro, credo, sì, rimessa in zona d'attacco. Quindi questa è la prima partita post Cimanghigno. È finita un'era, 18 mesi con la maglia del Real San Giuseppe, autore di 52 reti in 33 presenze. È un giocatore che sicuramente farà sentire la sua mancanza. Gli auguriamo un grosso in bocca al lupo per quello che è il proseguo della sua stagione. Ha firmato per l'Olympus Roma dove ritrova Ghiotti e Lolo Suazo, quindi un terzetto della squadra invincibile che l'anno scorso ha fatto macelli nel campionato di A2, il girone B. Insieme a loro poi ci sono Lion, Dimac, quindi Giorginio, quindi una squadretta. Di poco intanto conto. De Luca con la deviazione prima di Coco Smith, poi di Mazzocchetti. Si fa vedere in avanti anche il San Giuseppe. Due squadre rimaneggiate perché poi il Pescara deve fare a meno di Dudu Morgado e di Eric, quindi due assenze pesanti anche per Palusci. Sì, soprattutto quella di Dudu Morgado, che è un giocatore che si fa carico sempre di tantissimi minuti, è il leader di questa formazione, quindi sarà un'assenza sicuramente pesante. Dopo andremo anche a leggere i risultati della 14ª giornata. Abbiamo già il 5-1 dell'Acqua e Sapone che ieri ha battuto la Sandro Abate, poi la vittoria del Petrarca che ormai non si ferma più, 5-2 sul campo della Feldieboli. Il team
di Giampaolo, ormai è diventato davvero un carro armato. Sì, Carmine, noi abbiamo avuto modo di commentarla proprio pochi giorni fa e ci siamo resi conto da vicino ancora in maniera più netta di quanta qualità e di quanta quantità abbia questa squadra. Quindi sinceramente, nonostante la Feldi, parliamo di una formazione comunque di tutto rispetto, autrice di un buon inizio di campionato, è una vittoria che sì, sorprende, ma sorprende in maniera relativa, perché abbiamo visto che è veramente una squadra in grado di andare a vincere contro chiunque, tanto è vero che poi abbiamo parlato 3 giorni fa che è stata l'unica squadra a battere l'Acqua e Sapone. E non è un caso, a questo punto il Petrarca a breve avrà anche Felipe Mello, quindi si rinforza ulteriormente sul mercato. La squadra del presidente Morrino ci crede, se la vuole giocare fino alla fine. Intanto calcio d'angolo, il colpo di testa di Imparato, poi Pedrigno ancora di testa, c'è Ferraioli che torna da Mazzocchetti, siamo già al secondo minuto, già 2 squilli, prima di Andrea Ferreira, poi di De Luca. Intanto Imparato anticipa Leandro e conquista anche il primo fallo di questa partita. De Luca, Portuga che è entrato al posto di Pedro Guedes, Elisandro, De Luca, Portuga, Max De Luca, Elisandro punta a lei, poi torna da Imparato che viene anticipato, c'è ancora De Luca che tenta la giocata, Coco Smith recupera, apre il destro, palla sul fondo, alto squillo del Color Max. Altro giocatore d'esperienza assoluta, Coco Smith, il capitano del Color Max Pescara. Sì, è un giocatore che ha fatto anche lui la storia di questo sport, il suo meglio l'ha sempre dato in questa regione, praticamente nell'Abruzzo, dove con l'Acqua e Sapone ha vinto praticamente tutto e ora sta facendo bene anche in quel di Pescara. Oggi si è giocata anche la 12ª giornata in Serie B. Intanto il mancino di Andrea Ferreira con la grande vittoria del Sala Consilina sul campo dell'Eco City per 5-2, se non erro. Carmine, il Quindi Sala... 3 punti davvero pesanti nello sconto diretto che iniziano a fare un vuoto. Sì, il Sala è una schiacciasassi, una squadra costruita bene, allenata molto bene, una squadra che sa quello che deve fare in campo, ha anche una fisicità che gli permette di avere una condizione probabilmente un passo superiore a quello che è la Serie B, quindi sta facendo veramente il vuoto. E poi la vittoria dello Junior Domizia ai danni di Leona Cerra, la vittoria del Benevento sullo Spartak e la vittoria rimonta della P sull'Alma Salerno, la vittoria anche del Terracina. Stiamo parlando ovviamente del girone F, quello che più ci riguarda, quello campano. Torniamo a San Giuseppe Color Max con Leandro che va da Ferraioli che tenta l'1 contro 1 con Portuga, l'uscita di Molitierno, Elisandro va da Imparato che serve De Luca. Ritmi molto bassi, ovviamente sì, il leitmotiv della gara, le due squadre hanno poche rotazioni e nessuno di tutte e due ha intenzione di alzarli. E intanto il vantaggio del Pescara con il gol di Leandro sull'assist di Andrea Ferreira e Leandro sale a Seriti. In stagione al quarto si rompe il ghiaccio qui a Cercola, 1-0. Sì, una bella palla di Andrea Ferreira con Leandro che è stato pronto nel ribadire in rete a pochissimi passi da Moliterno. Può darsi che questa è la scintilla che farà sbloccare la partita. Si rompe il ghiaccio quindi con il gol di Leandro, il miglior realizzatore della Color Max. De Luca va da Elisandro che non la tiene in campo, rimessa in favore del Pescara che come nel recupero della prima giornata è passato in vantaggio. Allora un mese fa segnò Ferraioli e poi adesso invece ha segnato Leandro. Intanto ancora Leandro che non salta, Molitierno. La rimessa poi è per il San Giuseppe, l'ultimo tocco è dell'autore del momentaneo 1-0. Riparte Max De Luca, va da Imparato, Portuga, Imparato 1-2 che si chiude. Elisandro, Imparato, attaccato da Coco Smith, la rimessa è per il Color Max. 15:39 da giocare, poco fa l'1-0 di Leandro. Il Sala ha vinto 6-4 contro
L'Eco City, avevo detto 5-2. Intanto il mancino di Ferraioli, palla fuori, grande vittoria. Ferraioli è un giocatore che viene dal calcio a 11 e si vede anche dalla fisicità, praticamente, è un giocatore molto strutturato. De Luca, volentieri di prima per Elisandro, che la tiene, vuole aprire il sinistro, addosso a Leandro, la sfera arriva a Ferraioli, attaccato da Portuga ed Elisandro la recupera. Portuga, ancora Elisandro, Portuga, si distende il San Giuseppe, il mancino di Portuga che non arriva, lotta Portuga ancora con Ferraioli, l'ultimo tocco, vediamo di chi è e di Leandro, quindi la rimessa è per il San Giuseppe quando siamo entrati nel 6° minuto di questo primo tempo. Portuga, Pedro Guedes, ancora Portuga, Pedrinho, De Luca, il passaggio di Pedro per Elisandro, ottimo intercetto di Leandro, davvero un gran bel giocatore Leandro. Sì, un giocatore bravo, molto fisico, delle ottime letture difensive, nonostante classe ciò 92. hai detto che è il capocannoniere di questa squadra, quindi sì, è un giocatore che si sa far valere anche in zona. Lotta Elisandro, poi la mette fuori col numero 8 Robert, interessante prospetto spagnolo, classe 99, che ha fatto bene anche nella gara d'andata. Intanto Elisandro anticipato proprio ancora da Leandro. La giocata di Elisandro poi spazza via Leandro e la sfera arriva tra le mani di Francesco Moliterno. Lancio lungo ancora per Elisandro, che la tiene, si ingira, se la porta sul destro, ancora Elisandro che lotta e guadagna il primo calcio d'angolo della partita in favore del Real San Giuseppe. Sì, San Giuseppe che logicamente cerca sempre di appoggiarsi ad Elisandro, che oltre ad essere la punta di diamante di questo organico, è anche il giocatore con le caratteristiche offensive più nette di quei là presenti oggi sul terreno del gioco. E intanto è arrivato il fallo proprio di Elisandro, primo fallo anche per il team giallo-blu. Ferraioli, Coco Smith di prima, buona l'idea per Robert, passaggio un pochettino lungo, poteva andare in porta. Sì, Robert ha messo una bellissima palla di prima intenzione. Vabbè, Coco Smith è un grandissimo passatore, forse uno dei giocatori che ha il miglior passaggio di quelli che abbiamo visti qua in Italia, però la palla è stata questa volta un pochettino lunga, meglio così per il San Giuseppe che si era fatto trovare scoperto. Intanto ha sbagliato la battuta Max De Luca, contro fallo, la rimessa è per il Pescara, esce Coco Smith, rientra André Ferreira, che qui ha scritto pagine importanti con la maglia del Napoli Calcio a 5 prima del suo trasferimento alla Feldieboli, secondo anno con il Color Max Pescara. Intanto Pedro lotta, rischia Ferraioli scivolata, Portuga, Elisandro, De Luca, il mancino addosso a Leandro, rimessa per il San Giuseppe in zona d'attacco, 13:41 da giocare, 1-0, il gol al quinto di Leandro. Un altro giovane in campo per la formazione di Palusci, è entrato questo ragazzo Scarinci che è praticamente il piedino, quindi attenzione a Portuga, classe 98. Sì, il mister prova a dare fiducia anche ai giocatori più giovani, è ben conscio che questa è una partita che ha bisogno di quanti più interpreti possibili e quindi sta dando più minuti un po' a più giocatori. Intanto il mancino di Elisandro sballato, il Color Max aveva il peggior attacco sia nella classifica generale, soprattutto in quella in trasferta con sole 9 reti all'attivo. Il gol di Leandro, il 10°, il peggior attacco con 22 reti, 21 prima del gol di Leandro. Intanto l'intercetto di André Ferreira, calcio d'angolo per il San Giuseppe, il secondo in favore del team di Andrea Centonze quando siamo quasi entrati nell'8° minuto. De Luca alla battuta, palla fuori ancora per Elisandro che spara addosso ad André, poi con esperienza Pedrinho
Ora vediamo la fase offensiva del San Giuseppe come si svilupperà, essendo uscito Elisandro. Se proveranno a giocare comunque a 4 con un movimento diverso rispetto a quello abituale per la formazione di Mister Centozzi. Ovviamente senza i palleggiatori Folador e Duarte si fa anche un po' dura, sono assenze davvero pesanti che vanno sempre ad aggiungere a quella di Alex, che è ancora infortunato, probabilmente rientra. Intanto il gol di Scarinci, 2-0 al minuto 8, il raddoppio del Pescara. Sì, Pescara lesto a trovare questo spazio che ha lasciato il San Giuseppe un po' disattento in questa disposizione difensiva sulla rimessa laterale per a favore del Pescara. Tanto l'imbucata di Portuga sbagliata per Pedro Guedes. E il raddoppio quindi del team di Palusci con il gol proprio di Scarinci. Credo che sia il primo, Carmine, che... Sì, primo gol in Serie A per il giovane col numero 23. Portuga. De Luca, Portuga. Pedrinho. Imparato. Molitierno. De Luca, Imparato, Portuga, De Luca, va via De Luca, arriva il fallo di Robert, netto, secondo fallo per il Color Max. Bravo Massimo De Luca a trovare lo spazio per andare 1 contro 1. San Giuseppe ha bisogno anche di qualche sua giocata, ha bisogno oggi di qualche spunto in più da parte dei suoi singoli. Pedro Guedes, intercetto di André sul passaggio di Imparato. Max De Luca, Portuga, Pedrinho, Portuga, si gira De Luca, voleva il fallo che non c'è, quindi Mazzocchetti va da Coco Smith. Passaggio questa volta lungo, non si è inteso con André. Non si è capito con André. La voleva tra i piedi. Sì, invece Coco pensava di mettergliela alle spalle. Rimessa dal fondo con Molitierno. Ottimo impatto da parte di questo ragazzo Scarinci, anche in fase difensiva, è molto reattivo, pulito negli interventi, ma allo stesso tempo deciso. Un altro giovane ancora in campo per il Pescara, Carmine. Sì, col numero 14 Santa Croce, altro classe 99. Mi piace molto questa scelta di Palusci. Di Palusci, sì, di puntare su tanti ragazzi, soprattutto quando sono anche indigeni. È una cosa bella portare a giocare dei ragazzi in Serie A e portare soprattutto i ragazzi della tua regione, della tua squadra, nel senso di appartenenza comunque importante. Certo, la qualità della Serie A non permette di farlo sempre. Di necessità si fa virtù, quindi. Perfetto, bravo, giustissimo. Pedrinho, Portuga, De Luca, Imparato, Portuga, il passaggio, l'intercetto di Robert che riparte. Santa Croce, intervento, era André e poi l'intervento di Molitierno su Santa Croce che lo anticipa. Sì, bravo, rimessa bravo per il Francesco, Pescara. attento a intervenire su Santa Croce che si era inserito un'altra volta bene. Coco Smith, il destro, Molitierno non la tiene, è Imparato, spazza via. Intanto esce De Luca, rientra Elisandro. 10:38, 0-2. La recupera Pedro Guedes che vola via. Il mancino di Pedro Guedes addosso ad André Ferreira. Poi Mazzocchetti va da Coco Smith. Servito Robert, fa buona guardia Imparato.
rimessa da fondo per il San Giuseppe, 10-20. Ottimo questo spunto di Pedrigno, come ho detto prima per Massimo De Luca. È importante che anche Pedrigno, un altro giocatore che ha questo fondamentale, quello di cercarsi la banda laterale da andare in 1 contro 1. È importante per il San Giuseppe poter disporre di qualche sua fiammata. Elisandro, Portuga. Il mancino di Elisandro e la parata di Mazzocchetti, tiro sporcato da Robert. Ci prova il San Giuseppe, ancora Elisandro, Portuga, imparato. Il San Giuseppe deve cercare Elisandro di prima intenzione, come ha fatto ora imparato. Non deve aspettare che il Pescara si disponga in fase difensiva con eventuale pure raddoppio, cercare subito il pivot brasiliano. Intanto ci prova Portuga, spara via Leandro. Palla per Molitierno. Pedrigno, Elisandro. La finta se la porta sul destro, ancora Elisandro che poi non riesce a calciare. Ottima difesa di Leandro. Leandro che è rientrato una volta che Centonzi ha rimesso nei 5 Elisandro. Palusci ha risposto subito con l'ingresso di Leandro in questa che è una marcatura già preventivata. Imparato, Portuga, l'intercetto di André Ferreira, Coco Smith, il destro, la deviazione di Pedro, angolo per il Pescara. C'era un po' lento anche qui la il Pescara, sovrapposizione di Santa Croce, che probabilmente doveva essere premiata. Sì, Carmi è stato un po' lento Coco Smith in questa circostanza. Ora anche Centonzi prova a fare affidamento su qualcuno dei suoi ragazzi, è pronto. Attenzione al tacco di Leandro, c'è Pedro che va da Portuga, apre il mancino, la parata di Mazzocchetti, arriva il fallo, il terzo per il Pescara, dato vantaggio il primo arbitro Sgueglia. 2 falli, quindi sale a 4 il Pescara a 8,59, quindi questo può diventare un fattore. Rimessa in zona d'attacco per la squadra locale. Imparato, Elisandro, Pedrigno, il mancino sul secondo palo, non c'è nessuno, palla fuori. San Giuseppe però sta iniziando a macinare il gioco dopo un inizio non facile. Sì. Intanto entra Follo, seconda presenza per il classe 2003. A proposito di giovani. Sì, infatti ho detto Centonze ha visto già Follo che era pronto a riscaldarsi, anche Centonze giustamente capisce che c'è bisogno di forze fresche, seppur non esperti, quantomeno per togliere minuti agli altri che ci dovranno caricare la partita fino alla fine. Roberto Follo, classe 2003, entrato, ci prova intanto Elisandro, la parata di Mazzocchetti. L'ultimo tocco credo sia stato di Pedrigno sulla palla vagante. Poi sbaglia tutto Leandro e regala una rimessa al San Giuseppe con Follo che va da imparato. 8 minuti e 5 secondi al termine di questo primo tempo. Elisandro, imparato, Follo, Molitierno, pressione altissima della Pescara, pressione altissima, pressione che però rischia un po' con i 4 falli sul sempre groppone. come consuetudine per la squadra di Palusci, una pressione individuale senza nessun cambio di marcatura. L'imbucata di Elisandro per imparato, si sono invertiti i ruoli. Sì, si è trovato Elisandro, è imbucato su imparato. Voleva l'ammonizione De Luca sull'intervento in precedenza di Santa Croce. Sono molto al limite. Intanto Pedro Guedes. Elisandro sbuca e apre il mancino addosso a Leandro e non evita il calcio d'angolo. Mazzocchetti. 7-17, 2-0 per il Pescara con le reti di Leandro e Scarinci. Follo anche lui mancino. Centonzi in questo momento ha tutti e tre i mancini a disposizione, tutti e tre in campo.
Elisandro che si predispone fuori. Palla fuori per Elisandro, addosso a Robert, anzi no, calciato male Elisandro, rimessa dal fondo. Pressione di De Luca con Leandro che la mette fuori. Elisandro, De Luca, Follo, rimessa per il Pescara. L'ultimo tocco è stato del numero 5. Ottima la pressione di Robert in questo caso. Eccolo qui Robert che apre il destro, aveva visto Moliterno fuori dai pali con personalità. Ha fintato di metterla, poi ha visto Moliterno che si era spostata, ha calciato anche bene, probabilmente un pochettino più veloce, poteva essere veramente un'occasione pericolosissima. Ci prova Elisandro col tunnel, ma Robert spazza via la sfera, torna a Francesco Moliterno. Lancio per Elisandro che commette fallo su Leandro, che comunque era stato bravo ad anticiparlo. Secondo fallo. Elisandro non si deve innervosire. San Giuseppe ha bisogno di un Elisandro che sia quanto più sereno e lucido possibile. Intanto Robert Ferraioli, grande risposta di Moliterno che evita il 3-0. Ancora pronto, ancora attento il portiere della nostra nazionale. Intanto viene richiamato Elisandro dal secondo arbitro Lunardi, perché parolina di troppo per il numero 99 della San Giuseppe. Deve stare tranquillo, calmo, di ripetere Elisandro. Attenzione al mancino di Robert, ancora angolo. Molto bravo Moliterno qua, si è visto arrivare la palla. Grande risposta. Improvvisamente. Attentissimo Francesco. Altra grande occasione per il Pescara a 6 minuti e 16 dal termine. Ancora angolo, Coco Smith. Palla al centro, ancora Moliterno. Stava sbucando Robert alle spalle di De Luca. Quindi ancora corner in favore degli ospiti. Sì, il Pescara si sta rendendo molto pericoloso su questa palla inattiva. Ferraioli il destro, palla alta, tocca il tetto, quindi sarà rimessa e time out per Andrea Centonze. Sì. Andiamo un po' a leggere i risultati di questa 14ª giornata con, come abbiamo già detto, il 5-2 del Simbios Petrarca sul campo della Feldiebole, il 5-1 del Lido di Ostia in chiave di salvezza contro il Genova, signor Prestito che è in vantaggio 2-1 sull'Aniene, ritorna a vincere il Pesaro 5-2 sul campo della Mantova e ieri il 5-1 dell'Acqua e Sapone. Camedosson meta è stata rinviata al 23 febbraio. Pesaro che si è presa la rivincita perché era stato sorpreso invece nella partita di ricordi che Genova è andata a sconfitta a Sassomaggio contro il Mantova. Lido d'Ostia che fa una vittoria molto importante, sale a 12 punti in classifica e scavalca l'Aniene. Genova in difficoltà, resta 4 punti all'ultimo posto, sì. Importante. Poi il 12 gennaio altro scontro diretto, il recupero tra Color Max e Genova, con il Color Max che si sta giocando le sue chance di salvezza. Intanto il colpo di testa di Leandro che anticipa Elisandro, 6 minuti e 7 secondi. Portuga, Pedro Guedes, Portuga. La giocata di Pedrigno che va via, ne salta 2, ancora Pedrigno, poi capisce tutto Leandro, riparte il Pescara, non c'è fallo su De Luca, va via Leandro, attenzione ad André Ferreira, il destro e il gol, 3-0 per il Pescara e cartellino giallo per De Luca. È stato 2 volte bravo Leandro. Prima ha capito che Pedrigno ha aperto troppo il piede destro, ha aperto il destro per mettere palla su Elisandro, è stato fermo, ha intercettato palla,
quando doveva metterlo invece Leandro si è preso tutto lo spazio, ha tirato su di sé il raddoppio, ha scaricato palla ad Andrea. Andrea è stato bravo e freddo nel mettere la palla in porta. Quinto gol in campionato per l'ex giocatore di Napoli e Feldieboli. Triplo vantaggio del Pescara, 5:47 minuti dal termine del primo tempo. Si fa dura per il San Giuseppe. Elisandro De Luca si accentra, doppia deviazione, poi Portuga, Ferraioli va da Mazzocchetti, Leandro, André, 1-2 che non si chiude con l'interdizione di Elisandro. San Giuseppe deve avere la maturità ed ha i giocatori e l'allenatore giusto per poterla avere, di restare in partita. Non si deve scomporre. Sappiamo che il calcio a 5 è uno sport dove è facile rientrare subito in gara e San Giuseppe non si deve né scomporre né innervosire né avvilire. Intanto il destro di Ferraioli, Calcio molto forte questo ragazzo. Moliterno si rifugia in calcio d'angolo. 5 minuti, 5 secondi al termine di questo primo tempo. Poco fa il triplo vantaggio firmato da André Ferreira. Triplo vantaggio in ogni caso sicuramente meritato. Il Pescara sta interpretando meglio la partita, è più pronto, sta dimostrando anche una grossa personalità per come sta provando a giocare la palla, aggredisce molto alto, non la butta quando deve uscire dalla pressione. Un Pescara che sta facendo bene, devo dire la verità. Ci prova Ferraioli, palla alta. Elisandro. È la prima volta che ha chiesto il cambio perché Leandro già aveva chiesto a Ferraioli, dice lasciami Elisandro. Si era ritrovato sopra e questa volta ha chiesto lasciami. Elisandro di prima, pronto Pedro Guedes come portiere di movimento, power play per Centonze. Elisandro, il mancino, palla che lambisce il palo. Bella conclusione, ha lavorato bene per portarla sul suo piede forte, piede fortissimo e per poco. Tanto Moliterno, senza badare allo spettacolo, spara via. Pronto Pedrigno come portiere di movimento. Robert Mazzocchetti, si complica un po' la vita il Pescara in questo frangente. Tanto De Luca ha battuto subito, quindi recupera palla il Pescara con Leandro. Passaggio arretrato un po' lungo per Cova Smith. De Luca si è innervosito, però ha ragione perché non c'era la distanza giusta. Lui ha affrettato per buttare la palla sul giocatore del Pescara, chiedendo poi l'ammonizione, invece l'arbitro non ha neanche fatto ripetere la rimessa, neanche ha dato il fallo. Ora pronto Pedrigno per il quinto di movimento per San Giuseppe. 5 contro 4, 4 minuti al termine di questo primo tempo. Portuga, eccolo qui, Pedro Guedes. Ancora Portuga, 1-2 con De Luca. Pedrigno. Portuga, Pedrigno, Elisandro, Portuga, possesso San Giuseppe. De Luca, Elisandro, Portuga, Pedrigno. Imparato, Portuga rischia il San Giuseppe, il destro di Leandro. Sta girando lenta e un passo al 4-0. Sporca. Importante Carme quando si fa il portiere di movimento, quando si gioca in 5 contro 4 la palla deve viaggiare molto veloce, se è possibile di prima. È importante poter saltare le linee di passaggio in maniera tale da non far disporre la difesa avversaria.
De Luca, Portuga, De Luca, imparato, Portuga, splendida palla per Elisandro che lotta e guadagna una rimessa. L'ultimo tocco di Robert, rientra Pedrinho, 5 contro 4, difende basso il Pescara. Portuga, Elisandro ha cambiato posizione, si è messo fuori per calciare. Sì, è probabile la palla a scarico su Pedrinho e andarci a calciare sopra. Elisandro, la finta, poi Portuga, De Luca, Pedrinho, Elisandro, la deviazione di Robert, la porta è vuota, De Luca rischia tanto, è già ammonito. Robert, Pedrinho in porta, la deviazione e la parata di Pedro Guedes. Bravo Pedrinho. La palla non era velocissima, però comunque ha avuto una deviazione importante. Intanto ha rischiato tanto, tantissimo qua. Moliterno che era rientrato in porta ha battuto subito André Ferreira con l'intercetto di Elisandro. Ancora angolo. Coco Smith, ultimi 120 secondi di questo primo tempo. Coco Smith non si intende con André Ferreira, era buono il movimento di André Ferreira, non l'ha colto. Coco Smith, 5 contro 4 ancora per il San Giuseppe, rientra Pedro Guedes, imparato, Portuga. Ora Alessandro è ripassato nuovamente nella sua posizione solita, almeno di quando San Giuseppe ha giocato con il 5 contro 4. De Luca, Elisandro, Pedrinho, imparato, Portuga e De Luca va ad un passo dal 3-1, squillo del San Giuseppe, 84. Cambia giocata bene, come ti avevo detto prima, la palla è girata veloce. Max è stato molto bravo anche a calciare, è stato sfortunatissimo perché era stato fatto tutto nei tempi giusti e nei modi giusti. Purtroppo la conclusione è stata imprecisa, veramente di pochissimi centimetri. Sarebbe importante per il San Giuseppe trovare una marcatura prima di andare all'intervallo. Portuga, Elisandro, Pedrinho, ancora Portuga, Pedrinho, imparato, Pedrinho, ultimo giro di lancette, De Luca, Elisandro non si accorge del passaggio, ha rischiato tanto qui, poi se l'è trascinata fuori Leandro, ci prova Portuga, la deviazione, imparato, Mazzocchetti dice di no, va subito da André Ferreira, c'è ancora Pedro Guedes tra i pali. Robert, André Ferreira lotta con Elisandro che rinviene, recupera palla, riparte il San Giuseppe, 3 contro 3, Elisandro il mancino sbagliato, poteva anche servire Portuga. Sì, si è infatti ingolosire dal recupero, doveva servire Portuga. Intanto il lancio di Robert, il colpo di testa, poi Portuga in due tempi, rimessa, resta in avanti il Color Max. Leandro, salta Elisandro, la recupera Portuga che si invola, poi Leandro ci mette una pezza. Mazzocchetti, Coco Smith, 5 secondi al termine. La tiene Coco Smith, palla per Leandro e finisce il primo tempo. 3-0 per il Pescara, il gol dell'1-0 di Leandro, il raddoppio di Scarinci e poi lo 0-3 di André Ferreira. Passivo pesante per il San Giuseppe. Ora mister Centonzio dovrà ritrovare gli equilibri che hanno sempre contraddistinto la formazione vesuviana per far sì che ci possa essere un secondo tempo dove il San Giuseppe si possa giocare tutte le carte per riaprire questa gara. Ci vediamo tra poco, sempre in diretta dal Centro Sportivo Cercola, sempre sulla pagina Facebook di PMG Sport Futsal. Mi stanno
Tutto pronto per la ripresa. Si ripartirà quindi dal 3-0 in favore del Color Max. Intanto una precisazione, ho letta prima sui social che non è il primo gol stagionale di Scarinci, ma già segnato in Serie A contro la Lazio di Lion, ho letto dai commenti, quindi è doveroso fare questa precisazione. Primo gol di stagione, secondo in Serie A per il classe 98, segnato già contro la Lazio di Lion alcuni anni fa. Quindi primo gol stagionale, secondo in Serie A. Mi fa piacere che il primo l'aveva fatto contro la Lion, che tu conosci benissimo. Si riparte intanto. Elisandro addosso a Leandro. Ferraioli. De Luca la intercetta, va da Pedrigno che cade e Mazzocchetti evita il calcio d'angolo. Colpo di testa all'indietro di De Luca per Moliterno, ancora De Luca. Bella palla di Ferraioli, anche molto intelligente Massimo De Luca, appoggiarla di testa a Moliterno. Lancio di Elisandro sbagliato, André Ferreira poi sbaglia il passaggio, a sua volta tira in campo Ferraioli che torna da André. Coco Smith lotta con Elisandro, l'ultimo tocco di Coco Smith, rimessa dal fondo. Due passaggi sbagliati da André, che è un giocatore che solitamente queste palle non le sbaglia. Rischia tanto qui De Luca con Portuga, Ferraioli stava per calciare in porta. Intanto Pedro per Elisandro, il colpo di testa di Leandro che lo marca proprio a vista. Franco bollato. Non la tiene in campo Elisandro. Rimessa per il Pescara. Pedrigno. Moliterno. Portuga. Elisandro. Pedrigno di prima per Portuga. Palla sul secondo palo. L'autotraversa. Incredibile come l'ha colpita Leandro. Era anticipato Elisandro, ha rischiato tantissimo. Angolo il primo di questa ripresa in favore del San Giuseppe. De Luca, Portuga, il mancino addosso a André che riparte. Ferraioli, la giocata di Ferraioli che però se l'è trascinata fuori, rimessa per il San Giuseppe a nulla. Cerca di fare sempre leva sulla sua grossa forza fisica Ferraioli, pure qua poteva andare in uno, poteva fare l'1-2 con André, invece si è fermato, ha voluto il contatto dietro, è ripartito perché sa che probabilmente partendo da fermo ha più forza nei gambe degli altri, infatti era riuscito ad andare via, però purtroppo la palla se l'era allungata sulla linea laterale. Rimessa per il San Giuseppe dopo l'intercetto di Coco Smith. Portuga, Pedrigno si accentra, scambia con Portuga, ancora Pedrigno. Portuga, Elisandro, De Luca. Anticipato Elisandro, non si era accorto del passaggio di De Luca, riparte Portuga. Il destro con Mazzocchetti che la tiene. Leandro, lancio lungo. San Giuseppe più deciso nella pressione, già ha fatto sì che il Pescara buttasse 2-3 palle, cosa che invece il primo tempo non era riuscita. La formazione pescarese era riuscita ad uscire sempre bene dalla pressione, invece sta faticando, ancora una volta sta faticando in uscita. Ancora rimessa per la squadra di Centonze con Portuga. Il mancino di Portuga, grande risposta di Mazzocchetti. Calcio d'angolo. Molto bravo come sempre Portuga e tocca la palla con lui che è destro ma calcia sempre col mancino, sempre col sinistro e calcia veramente in maniera, perché non è soltanto, solitamente quando si calcia con
con il piede che non è tuo riesci a mettere la potenza forse alla stessa maniera, qualcuno calcia anche più forte con l'altro piede, è difficile però metterla così precisa, invece lui veramente è un sinistro importante in considerazione del fatto che è un giocatore destro. Intanto De Luca trova la deviazione di Robert, riparte il San Giuseppe con Pedrigno, il destro, la deviazione di Ferraioli, resta in avanti il San Giuseppe, rientra Scarinci al posto di Ferraioli col numero 23, autore del 2-0. De Luca, Elisandro sbaglia il primo controllo, la sfera poi torna a Portuga che va da Moliterno. Elisandro, lotta Elisandro, apre il mancino, palla sul fondo, grande giocata qui di Elisandro. Sì, quando tiene palla così riesce a tenere sotto il piede, nel frattempo col braccio ha anche spostato, si è fatto largo, è riuscito a calciare bene, però purtroppo non ha inquadrato la porta. Come hai detto tu, la pressione del San Giuseppe sta funzionando, altra palla persa dal Pescara, rimessa sì, sicuramente per il team il Pescara di Centonze. è più impreciso rispetto al primo tempo, che riusciva ad uscire con più facilità e con più ordine, e anche logicamente è verosimile che l'ingresso del San Giuseppe al secondo tempo sia comunque più veemente. Per il momento Andrea Centonze non sta rischiando il portiere di movimento, angolo per il San Giuseppe. De Luca, Elisandro, lotta con Scarinci, non riesce a trovare Pedro Guedes che la voleva sul destro per poter assolare e calciare. Rimessa quindi per il team di Palusci. Coco Smith, lancio per Robert, attenzione che è sbucato alle spalle di De Luca, resta a terra il numero 8 Elisandro, palla per De Luca, Pedrigno, il gol del San Giuseppe con Robert che era rimasto a terra tra le proteste della panchina del Pescara. Arriva il 3-1 di Pedro Guedes. Intanto cartellino giallo per Leandro, credo. Accorciato le distanze il San Giuseppe, volevano la palla fuori. Sì, la panchina del della... Pescara si aspettavano la palla giocatori fuori. del Pescara. I giocatori del San Giuseppe non se ne sono neanche accorti che Robert era rimasto a terra. Moliterno ha provato, in tutta onestà, ha provato anche a farsi sentire in maniera molto corretta e sportiva, ha provato a far sentire i due compagni, ma non ci è riuscito. Quindi arriva il 3-1 della San Giuseppe. Sono sempre quelle situazioni spinose dove è sempre difficile, si crea confusione. Assolutamente. Io credo sì. sempre che è l'arbitro che deve fischiare. Infatti, a prescindere da tutto. È giusto che i giocatori giochino, gli arbitri siano loro a far sì che il regolamento venga rispettato. Noi che ci dobbiamo limitare a commentare quelle che sono le vicende tecniche. L'ultimo tocco è di André Ferreira, quindi calcio d'angolo per il San Giuseppe che ha avuto una scossa di adrenalina. Poi il colpo di testa di Coco Smith. Leandro, scusate, che poco fa è stato ammonito per protesta. Ovviamente la panchina del Pescara si è arrabbiata tantissimo. Si è innervosita tantissimo, sì. Il Pescara però deve restare lucido. Sì, sicuramente ci sta che ci si è innervositi, soprattutto momento a caldo che prendi gol, però è normale, ora devono ritornare in partita. Sono in vantaggio 3-1, devono giocare per difendere questo vantaggio. San Giuseppe invece è probabile che da questo gol possa trovare la scossa giusta per rimettere in piedi tutta la partita. De Luca alza un campanile per Imparato, André difende bene, lotta Imparato, poi Mazzocchetti spara via, rimessa per il San Giuseppe che adesso sta accelerando. Il terzo gol stagionale di Pedro Guedes. Elisandro,
torna da De Luca. Pedro Guedes attaccato da André Ferreira, si gira, Pedro Guedes non lo lascia scappare, però André Ferreira è un giocatore di una esperienza davvero unica. Intercetto di Coco Smith, la palla torna ad Imparato, c'è Pedro Guedes che si accentra, non va da De Luca, adesso va, un secondo momento. Imparato, De Luca di prima per Elisandro, anticipato, riparte Leandro, ancora Leandro, il velo di André Ferreira, ci prova Coco Smith, la deviazione di De Luca, poi André addosso a Pedro. Intelligente il velo di André Ferreira che ha portato Coco Smith a calciare in maniera più pulita Coco di quanto Smith. potesse fare lui. La finta di Leandro, colpo di testa di Elisandro, anzi di Imparato per Elisandro che la tira in campo. Fallo di Leandro su Elisandro. André Ferreira era uno di quei giocatori del Napoli dove qualunque allenatore c'era non faceva davvero mai a meno di André È Ferreira. il classico giocatore che ogni allenatore vuole, perché è un giocatore che è molto prezioso, tatticamente intelligente, vede la porta, soprattutto conosce il gioco, quindi per ogni allenatore è fondamentale avere un giocatore del genere in rosa. Leandro che si deve stare comunque attento perché ha il compito più ingrato e più difficile dal punto di vista difensivo, e cioè quello di tenere Elisandro, ed è Ammonito. ha già ammonito. Intanto De Luca per Molitierno che se la allunga, però comunque evita l'intervento di Scarinci. Rimessa per il Pescara, 13:40. André il destro, Molitierno, la palla torna al numero 7 che non riesce a calciare, batte e ribatti, la palla è ancora del Pescara, gran gol di Leandro che trova il 4-1, doppietta personale e il Pescara si riporta sul +3. Bellissimo gol di Leandro, sta giocando un'ottima partita, è stato bravo ad anticipare la prima volta Elisandro, bravo ad andare uno contro del chiedere l'1-2, complicato, la palla è arrivata sul sinistro e a volo ha fatto un grandissimo gol. E sale quindi a 7 gol in campionato Leandro. Va via intanto De Luca, non riesce però a tenere la sfera in campo, rimessa dal fondo, si rimette quindi il Pescara +3. Non la tiene in campo André Ferreira. Elisandro, il mancino, palla alta. Rimessa dal fondo. Lancio un po' troppo lungo, Molitierno lascia scorrere, va da De Luca. Elisandro, De Luca perde palla, riparte Coco Smith, ancora per André Ferreira che apre il destro, la tiene Molitierno e lancia Pedrinho. Ottimo intervento davvero di un grande Leandro, sta disputando una partita Finora migliore in campo, a mani basse. Elisandro di prima addosso a Leandro. Quantità, qualità, fisicità, corsa, intelligenza. De Luca, Portuga, Leandro, neanche a dirlo, la mette fuori e ovunque. Portuga, De Luca, Elisandro. Pedrinho e Leandro la mette fuori. Chiede scusa anche. Si sono impressionati qualche dirigente, poche persone stavano fuori, però Leandro si è scusato, ha detto io l'ho fatto per calciare pure, non è assolutamente mia intenzione fare qualcosa di diverso. De Luca, 1 contro 1 con Scarinci.
si accentra De Luca, l'imbucata sbagliata per Pedrigno, riparte il Pescara, lancio di Mazzocchetti ancora per Leandro, questa volta però non riesce a tenere la palla in campo. Imparato, Portuga, Elisandro, Imparato, Portuga, sbaglia il passaggio Imparato per Elisandro. 11:45 al termine del match, 4-1 per il Pescara, con il gol di Leandro che ha annullato il 3-1 di Pedro Guedes. Intanto la palla è uscita, rimessa per il San Giuseppe. Oggi anche Imparato, che fino ad ora è stato autore di un campionato veramente sopra le righe, sembra anche lui sotto tono. San Giuseppe comunque è stanco, San Giuseppe è la squadra che sta giocando tantissimo come nessuno, praticamente gioca davvero ogni 3 giorni e soprattutto nell'ultimo periodo si gioca ogni 3 giorni, ma sono in pochi a giocare ogni 3 giorni, quindi veramente diventa dura. Momento di confusione, San Giuseppe insieme al Pescara che tornerà a giocare tra 3 giorni per la 15ª giornata del campionato. Davvero l'inizio, intanto Pedro Imparato la tiene, ancora da Pedro, De Luca, Portuga, Elisandro, De Luca, 5 contro 4, è rientrato il portiere di movimento per il San Giuseppe. Pedrigno, Imparato, la deviazione di un onnipresente Leandro. Sì, bravo qua, Imparato a fintare di andare su Pedrigno, girarsi su se stesso e ha messo una bella palla in mezzo, ma come sempre attento come era stato in tutta la partita Leandro. Angolo per la squadra di casa. Portuga, Elisandro, Portuga, Pedrigno, il mancino, la tiene Leandro, poi Portuga evita. Bravo Portuga, perché Leandro aveva centrato lo specchio. Bene, ha centrato lo specchio, sì. È stato molto bravo Portuga. 10:27, ricordiamo che tra 3 giorni si torna in campo per la 15ª giornata con il San Giuseppe che sarà ospite della Simbios Padova. Invece scontro diretto per il Pescara che ospiterà il Lido di Ostia. Sì, per il Pescara sarà una partita fondamentale, anche se ragazzi i Cicciangelini stanno facendo veramente bene. Intercetto di Portuga, tira in campo Imparato, riparte il San Giuseppe, Pedrigno, rientra De Luca, 5 contro 4, power play, mancano 10 minuti al termine. Squadra con molti italiani, Lido d'Ostia, 2 stranieri, 3 stranieri, 2 di questi anche giovani proprio, ma è una squadra che tutto ciò che fa lo fa bene e a 1000 all'ora. Elisandro, Portuga, De Luca, Imparato, Portuga, Elisandro, Portuga, scusa, Pedrigno, poi il destro deviato da Robert. Resta in avanti il San Giuseppe, 9:24. De Luca, Imparato, intercetto di Robert. Portuga, Pedro Guedes, De Luca, sbaglia Imparato, poi la recupera ancora Pedro Guedes, la finta di Pedrigno, De Luca, la doppia deviazione al palo. San Giuseppe è vicino al 4-2, la deviazione di Coco Smith, forse anche Mazzocchetti l'ha toccata, sì, e quindi angolo per
il San Giuseppe. Nel silenzio di Cercola si è sentito un accento spagnolo dove stanno Gennaro Varreale e il professor Di Fuccia, entrambi non parlano spagnolo, che sia arrivato Alex. Sì, Alex in tribuna, è rientrato dalla Spagna. Pronto, dovrebbe giocare forse col Petrarca, forse ma probabilmente farà il suo esordio nel 2021, il 19 gennaio contro il Pesaro. Partita che è stata posticipata di 3 giorni per gli impegni europei della squadra di Colini. In un primo momento si doveva giocare il 16, sarà spostata di 3 giorni, sarà il prossimo impegno. San Giuseppe che dovrà anche giocare il 12 gennaio contro il Meta Catania per il recupero della 4ª giornata. Davvero dal 10 dicembre San Giuseppe ha giocato 12 partite. Elisandro, il tacco addosso. Poi a 2 trasferte Coco anche, oltre che insidiose dal punto di vista tecnico. Abbiamo visto il palo, ne abbiamo parlato prima, il Meta sta facendo bene, viene dalla vittoria importante con il Pesaro. Poi 2 trasferte proprio dal punto di vista logistico veramente pesanti. Praticamente si fanno nel giro di 3 giorni, San Giuseppe si trova a fare l'Italia da sì, sopra a sotto. Ha fatto anche 4 trasferte di filo, ovviamente. Poi piove sul bagnato con gli infortuni di Alex, di Duarte, Follador, l'addio di Cimanghigno, un mercato che non decolla. Sì, Duarte, Follador, che a quanto abbiamo sentito prima dai dirigenti del San Giuseppe non dovrebbero rientrare neanche Carmine nella prossima partita. Almeno 15 giorni fuori entrambi, quindi davvero si fa dura per la squadra di Centonze. Leandro, Coco Smith, Pedrigno torna da Molitirno, Pedro Guedes, Portuga, Elisandro, 7:39 al termine. Imparato, Portuga. Strano che non si stia trovando Leandro a marcare. Intanto lotta Santa Croce, la sfera torna a Portuga. Imparato, Elisandro, Imparato, Elisandro, rientra De Luca, 5 contro 4. De Luca, la deviazione. Pescara che non si era Santa riuscito a mettere subito bene come aveva fatto per tutto il secondo tempo, e San Giuseppe ne stava approfittando subito. Portuga, Imparato, Portuga, 6:45. Pedrigno, Imparato, De Luca. Passaggio rischioso di De Luca, il tocco di Santa Croce, per fortuna del San Giuseppe, anzi era di Robert, non è riuscito a calciare. Passaggio rischioso sicuramente, però sono questi qua i passaggi che mettono in difficoltà la difesa avversaria, quando da un lato all'altro del campo riesce a passare in un tempo soltanto il gioco senza passare per il centrale. Intanto Portuga, Imparato, la palla per Elisandro, De Luca, il tocco sotto, Mazzocchetti dice di no, ancora De Luca, ancora Mazzocchetti, poi Leandro spara via, la palla non gira e si spegne sul fondo. 6 minuti 8 secondi al termine del match. Stavolta ha veramente soltanto rinviato, allontanato il pericolo. Pedrigno, fallo su Pedrigno. Riparte il San Giuseppe, 5:55 al termine. Portuga, Elisandro, De Luca, Pedrigno, Portuga. Non si intende con Imparato, palla che si spegne fuori. Momento davvero difficile per gli uomini di Centonze.
Lancio e colpo di testa di Andrei con Robber che non riesce a calciare. Time out per Andrea Centonze a 5:29 dal termine. Allora questa palla di Coco, non lo so, da qui mi sembrava che avesse commesso un'infrazione perché stava coi piedi in campo, però la palla messa benissimo. È stato ammonito Duarte dalla panchina. Ovviamente Duarte e Folladoro sono in panchina, ma prenderanno parte alla gara. Tra poco si riparte. Centonze avrà chiesto ai ragazzi di svolgerlo diversamente, cambiando qualche posizione. Pedrigno, riparte il San Giuseppe. Elisandro, Pedrigno, Portuga, imparato. La deviazione di Coco Smith. Portuga. Pedro Guedes. Ancora per Portuga. De Luca. De Luca. Portuga il mancino, Mazzocchetti, la palla resta lì. Apre il destro, Mazzocchetti, palla fuori. Bravo anche De Luca ad ostacolarlo. Sì. Mazzocchetti stava per prendere la mira. Sembrava che fosse del Pescara. Sì, voleva il tocco Mazzocchetti. Non è dello stesso avviso l'arbitro. Quindi De Luca. Portuga, Pedrigno. De Luca addosso a Leandro, che davvero sta giocando una partita da 8 in pagella. Intanto rientra Follo al posto di imparato. Questo Centonze di andare di Pedrino da quell'altro lato, in modo da, perché ci stanno in questo momento 3 mancini, quindi mette Da Luca sul centrale che è mancino e i 2 destri vanno dall'altro lato. Pedro Guedes, Max De Luca. Centralmente per Pedrigno, il destro, la deviazione di Coco Smith. 3,48 angolo per il San Giuseppe. De Luca. Elisandro. Il mancino di Elisandro, palla fuori, non c'è stato alcun tocco. Non rientra Molitierno, in porta ci va De Luca. Leandro, attaccato da Follo. Coco Smith. Palla per Robert, l'intervento regolare di Pedrino. Sì, anche secondo me duro, ma sul pallone. Bella la palla di Coco. Sulla corsa di Robert. Robert non ha visto l'intervento di Pedrino, stava caricando il destro. Intanto rientra Molitierno. Distratto il Pescara ora che aveva la possibilità di calciare a porta vuota. Infatti indemoniati in panchina. Il lancio per Robert che non la tiene in campo. Siamo pronti per questi ultimi 189 secondi. Elisandro. Portuga. Follo. Elisandro.
Pedrinho, Portuga, palla per Elisandro che apre il mancino sull'esterno della rete. Ho avuto l'impressione che fosse gol. L'ho vista non so se l'ha toccata Leandro o Mazzocchetti, sta di fatto che calcio d'angolo. 2:35, ci prova Pedro addosso a Robert. Elisandro apre il mancino addosso a Leandro che con l'interno colpisce il palo e va ad un passo dal 5-1 e dalla sua tripletta Leandro personale. vogliosissimo pure di segnare, che è andato ad attaccare questa palla pensando che se veramente andasse sul palo era il primo ad arrivare, però è andato palo e poi è uscito fuori. Follo, lotta Follo, c'è il fallo, gioco di parole, fallo di André, terzo per il Pescara, ultimi 130 secondi. Pedro Guedes, De Luca, ancora per Pedrinho, palla per De Luca, intercetto di Robert. Max De Luca, Elisandro, Follo, Elisandro. De Luca, Portuga, palo del mago Portuga. Si gioca Miglior... soltanto ancora qui, Carmine, stavo vedendo un pochettino il gioco, si gioca qui e a Matera. Matera in vantaggio, il CMB. CMB in vantaggio per 5-2 sull'Aniene. Portuga. Una doppietta di Wild, giocatore mostruoso. Un giocatore che sta facendo la differenza e non poco, nonostante la sua età, davvero un giocatore mostruoso. Una vittoria, se dovesse essere tale a fine dei 40 minuti da parte del CMB, una vittoria molto molto importante, perché aveva praticamente ancora fuori tutti i centrali. Nito non riusciva a giocare, Isi è fatto male, Ramon è fatto male, quindi con pochi giocatori Mister Nitti è riuscito a portare a casa 3 punti veramente importanti. Time out per il Color Max dopo il palo di Portuga, il miglior Sta cercando realizzatore. Poi usciti tutti quanti sulla corda. Carmine, questi 3 punti sono pesantissimi, pesantissimi per il Pescara in chiave salvezza, perché poi ha 2 scontri diretti uno dopo l'altro, tutti e 2 in casa. Sì. C'ha il Lido di Ostia sabato e poi il 12 contro il Genova. Quindi Color Max venire a fare punti qua a San Giuseppe, e le altre candidate alla salvezza non è detto che verranno a fare, anzi sarà molto molto difficile. Si fa molto interessante la corsa per la salvezza con il Genova attualmente con un passo indietro. Sarebbero 3 punti davvero pesantissimi per il team di Palusci. Ma nel minuto 45 può succedere di tutto. Il lancio di André Ferreira per Leandro che sbuca alle spalle di Portuga, poi lo punta, apre il destro, la direzione dell'89 del San Giuseppe, riparte Pedrinho, Follo, Portuga, rientra De Luca per questi ultimi 80 secondi, 5 contro 4 power play per Centonze, e quindi Portuga ancora per Pedro Guedes, Portuga, Elisandro, Follo, Elisandro, Portuga, Elisandro non calcia, poi c'è Portuga addosso ad André, la palla non esce, corre André che però non riesce a calciare in porta. Che bello spirito però questo, vedere a 56 secondi dalla fine, dopo una partita che André ha giocato praticamente 37-38 minuti e stai vincendo 4-1, riesci a recuperare palla, fai uno scatto di 25 metri per andare eventualmente a fare il gol del 5-1, è una cosa importantissima, bella da vedere. De Luca, Elisandro, Follo, la tiene Follo, Pedrinho, la deviazione, poi Coco Smith spara via, il tempo è dalla parte del Pescara, 36 secondi.
sarebbe veramente... A San Giuseppe serve un'impresa. Vero che calcia 5 a un sacco di volte che può succedere tutto, ma questa volta sarebbe proprio troppo. Avvia intanto Leandro che lotta, la sfera torna a Portuga, ultima azione per il San Giuseppe. Pedrigno. Elisandro addosso a Coco Smith, angolo, 16 secondi. La partita ormai è al tramonto. Portuga, il mancino addosso ancora a Robert, davvero un'ottima difesa del Pescara in tutta la gara. Ci prova Portuga, palo dopo il tocco di Mazzocchetti, ancora palo, stavolta di Pedrigno, e la sfera arriva a Ferreira che calcia male, ma finisce qui. 4-1 per il Color Max Pescara, che trova 3 punti importantissimi in chiave salvezza, seconda sconfitta interna di fila per la squadra di Andrea Centonze. Pescara ha meritato. Pescara era una partita, abbiamo detto prima Carmine in fase di presentazione, tutte e due le squadre erano in carenza di organico. Il Pescara si è compattato e ha fatto un'ottima partita e ha meritato 3 punti. Finisce quindi 4-1 per la squadra di Palusci. È tutto dal centro sportivo Cercola, ci rivediamo qui a Cercola il 12 probabilmente per il recupero della quarta giornata tra San Giuseppe e Meta Catania. Buona serata da Carmine Esposito e da Augusto Diorio, buonasera a tutti. 12.